Operazione antidroga dei carabinieri sul litorale iesolano, arresti, espulsioni, sequestri, il plauso del sindaco Zoggia e del presidente Zaia. Visita del ministro Toninelli domani a Venezia, mentre la soprintendenza punta a fare uscire le grandi navi dalla laguna. Un barchino si è rovesciato a Malamocco, 4 persone sono state recuperate, una portata all'ospedale in codice rosso. Dopo ore di ricerche, questa mattina è stato ritrovato il corpo del pescatore 34enne scomparso a Chioggia dopo essere caduto dal peschereccio. Ancora increduli i compagni di nuoto di Manuel, il 16enne è morto in un incidente col motorino a Meolo. Oggi nella sua piscina un incontro per ricordarlo. L'amministrazione dovrebbe ripensare a determinati progetti, basta costruire sulle aree verdi, ma pensare alla riqualificazione, a dirlo il consigliere pentastellato Davide Scano. Umana Reyer in ginocchio al Palasport Taliercio nella gara 2 contro Sassari, che ha avuto la meglio sugli Oro Granata. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia. Dunque in apertura la cronaca con la maxi operazione antidroga dei carabinieri sul litorale iesolano, arresti, espulsioni, sequestri, il plauso del sindaco Zoggia e del presidente della regione Luca Zaia. L'approvvigionamento veniva svolto tramite dei corrieri, quindi i galoppini di questa banda, e tendenzialmente abbiamo riscontrato che le principali fonti derivavano da Mestre. Soprattutto da Via Piave, dove i pusher stanno in particolare d'inverno per poi passare a Jesolo nei mesi più caldi, Piazza Milano, Piazza Mazzini, centro di acquisti di cocaina per i clienti del Basso Piave. I carabinieri di San Donà di Piave hanno dato il via all'indagine 2 anni fa dopo la temporanea chiusura del bar Eldorado per motivi di sicurezza, da qui il nome dell'operazione. Questa indagine riguarda un periodo che riguarda il biennio 2017-2018 e soprattutto siamo riusciti con un'attività investigativa di tipo tradizionale, quindi controlli e pedinamenti, a smantellare una banda dedita al traffico di cocaina di etnia nordafricana, in particolare tunisina. Contestualmente abbiamo proceduto anche all'intraccio per la successiva espulsione di 5 extracomunitari, sempre di etnia africana, che erano di fatto dei veri e propri pusher che spaziavano nelle piazze principali di Jesolo. Arrestati 10 tunisini e un italiano. 3 sono in carcere e a 3 è stato imposto il divieto di dimora nei comuni del litorale, quindi Jesolo, Cavallino ed Eraclea. Gli altri 5 invece restano indagati a piede libero per concorso nello spaccio di stupefacenti. Ulteriori 5 soggetti invece, sempre ritenuti dei veri e propri pusher, quindi spacciatori, ma non collegati a questo filone di tunisini, sono stati rintracciati questa notte, identificati e pronti per essere espulsi dal territorio nazionale. I pusher, per evitare l'arresto, avevano sempre poca droga con sé. Il resto era nascosta tra gli ombrelloni, sotto le barche o tra le piante. Cambiavano spesso le utenze telefoniche e si scambiavano le foto dei militari per poterli riconoscere e quindi evitare. Una cessione di circa 6.000 cessioni di sostanze stupefacenti a giovani del luogo, oltre che turisti. Tant'è vero, nel corso degli ultimi mesi 50 sono stati esclussi in qualità di testimoni e segnalati alla prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Ora parliamo delle grandi navi a Venezia. C'è attesa per il sopralluogo che il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli compirà domani in laguna. Intanto la soprintendenza invece punta a far uscire le grandi navi proprio dalla laguna di Venezia. A meno di una settimana dalla manifestazione contro le grandi navi dopo l'incidente avvenuto alla Giudecca, domani è atteso a Venezia il Ministro ai Trasporti Danilo Toninelli. Sorvolerà l'area portuale per poi essere accompagnato in motovedetta e successivamente incontrerà la stampa. In programma non c'è invece alcun incontro con rappresentanti di comune o regione, con cui in questi giorni tra il presidente Zaia e il sindaco Brugnaro c'è stato un continuo botta e risposta condito da gelo e polemiche. Intanto la stretta al passaggio delle grandi navi in città non ha avuto il voto della soprintendenza. L'ordinanza con i nuovi limiti per il transito tra San Nicolò e la Marittima è stata pubblicata dalla Capitaneria di Porto. Sullo sfondo lo scontro col Ministero dei Beni Culturali, che ha imposto il vincolo sul bacino di San Marco e sul canale della Giudecca per allontanare le navi. Dunque fuori.
Per questo, l'altro giorno, l'unica partecipante al gruppo di lavoro interistituzionale con Capitaneria, Autorità Portuale e Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto non ha approvato il testo dell'ordinanza è stata la sovrintendente, che si riserva di riportare, precisa, la presente agli organi centrali del Ministero dei Beni Culturali che stanno seguendo la questione sotto i diversi profili di competenza. L'ordinanza mette ulteriori paletti alla navigazione. La motivazione è proprio l'incidente avvenuto alla Giudecca. La novità più rilevante riguarda i rimorchiatori. Con le nuove misure solo le navi di stazza inferiore alle 40.000 tonnellate potranno essere trainate in porto da 2 rimorchiatori, uno a poppa e uno a prua. Fino a ieri ne bastava uno. Ridotti anche i limiti di velocità. Dalle bocche di porto a Sant'Andrea si manterranno gli 8 nodi, poi l'andatura dovrà procedere a 5 e non più a 6 fino all'ormeggio. La cronaca, un barchino si è rovesciato verso le 16:30 nella zona della bocca di porto di Malamocco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Le 4 persone che erano a bordo dell'imbarcazione sono state tutte recuperate dall'acqua e affidate alle cure dei sanitari. Una di loro sarebbe stata portata al pronto soccorso in codice rosso con una sindrome da annegamento. Gli altri 3 sarebbero meno gravi. Le operazioni sono in corso, così come gli accertamenti per ricostruire nei dettagli l'accaduto. E dopo ore di ricerche questa mattina è stato ritrovato il corpo del pescatore 34enne scomparso a Chioggia. È stato individuato in acqua a poche miglia a largo di Pellestrina il corpo del pescatore 34enne scomparso l'altra notte. Si tratta molto probabilmente di Fabio Perini. Per motivi che sono in fase di accertamento il ragazzo è caduto dal peschereccio Laura Doria, dove si trovava con l'equipaggio composto da 4 persone. Era in un punto poco distante dal luogo dell'ultimo avvistamento, riaffiorato dall'acqua dopo essere stato spostato dalle correnti che spingevano verso nord-ovest. La salma recuperata è stata messa a disposizione del medico legale e della magistratura. Le ricerche sono state coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Venezia con l'impiego di motovedette ed elicottero, oltre alla squadra sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A collaborare nelle operazioni però c'erano anche gli equipaggi di alcuni pescherecci, una decina. Sarebbero stati proprio questi ultimi ad individuare il corpo del 34enne. Si svolgeranno sabato alle 9:30 nella chiesa dei Santi Patroni d'Europa i funerali di Maria Favaretto e Silvano Conte, i 2 anziani morti carbonizzati domenica all'alba nell'incendio che ha devastato la villetta di via Raffaello a Marcon. I loro corpi sono stati trovati una volta che i vigili del fuoco sono riusciti a superare lo sbarramento delle fiamme che al momento dell'intervento avevano ormai avvolto la casa. L'uomo, 86 anni, era seduto in una poltrona del salotto di fronte alla televisione dove probabilmente si era addormentato, mentre la moglie, 85 anni, era distesa sul letto, costretta da una grave infermità e con una gamba amputata. Sulle cause che hanno innescato l'incendio è in corso un supplemento d'indagine, anche se l'ipotesi più probabile pare sia un cortocircuito riconducibile all'allaccio di più prese di corrente. L'amministrazione comunale di Venezia dovrebbe ripensare a determinati progetti, basta costruire sulle aree verdi, bisogna pensare alla riqualificazione, a dirlo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Davide Scano. Lungo questo tratto di Vallenari bis adesso il Consiglio Comunale approverà il progetto finale di piano attuativo per una nuova area PEP. Sono aree PEP che risalgono al 2002 come programmazione, quindi al centro-sinistra, e che però adesso l'attuale amministrazione sta ormai portando a compimento. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale non è d'accordo con la costruzione di nuovi edifici nella zona. Il motivo è presto detto. In queste aree che sono verdi si realizzeranno case per circa 1300-1500 nuovi abitanti ed è solo il primo pezzo, perché lungo questa strada è previsto un altro lotto di sempre PEP, di piano di edilizia economica popolare, per un complessivo di case, di appartamenti per 5.000 nuovi abitanti. 5.000 nuovi abitanti che ovviamente non ci sono, non c'è questa domanda di abitazioni a Mestre. Con la popolazione che diminuisce. Il trend demografico del comune è negativo ormai da 20 anni, perdiamo 1.000 abitanti all'anno, quindi è ovvio che tutte queste case nuove
saranno pressoché inutili. Un'amministrazione nel 2019 dovrebbe porsi invece il problema di come riconfigurare il piano di assetto del territorio, cioè il PRG, e non invece continuare a concedere permessi di costruire a destra e a manca con questi risultati. Peraltro questa zona è importantissima perché è una zona bassa, umida, che corrisponde al vecchio paleoalveo del Marzenego, e quindi è una zona che ha funzionato come spugna, che ha assorbito le piogge quando ci sono stati i grandi allagamenti, e quindi bisogna sperare che le cose vengano realizzate veramente bene. Anche perché, evidenzia Scano, a pochi metri di distanza c'è una situazione analoga. In via Sansovino abbiamo un cantiere abbandonato da almeno 4 anni perché la ditta è fallita, ha portato i libri in tribunale, e abbiamo quasi 500 appartamenti lì al grezzo, fermi, che ormai la struttura si sta anche degradando. Noi chiediamo un serio ripensamento delle previsioni complessive del PAT. Non si può più costruire 1 centimetro quadrato su aree verdi, ma occorre riqualificare e dare incentivi alla riutilizzazione degli spazi esistenti. Da Mestre ci trasferiamo a San Donà di Piave. Sono ancora scossi e increduli i compagni di nuoto di Manuel Paulon, il sedicenne di Meolo, scomparso in un incidente stradale col suo motorino proprio mentre tornava dalla piscina nella quale oggi si sono ritrovati per ricordarlo. A posto! Un lungo applauso e tanti palloncini colorati lasciati salire in cielo in contemporanea dai giovani nuotatori della Piave Nuoto per salutare Manuel Paulon, il giovane scomparso a 16 anni, vittima di un incidente col motorino mentre tornava a casa proprio da quella piscina. I bambini e i ragazzi che condividevano con lui la passione del nuoto lo hanno voluto ricordare proprio qui, nel luogo che Manuel amava e frequentava, formando una grande M, la lettera del nome dell'amico che hanno perso, inviando in cielo coi palloncini messaggi per Manuel, stringendosi ai genitori del loro amico, ai quali hanno letto un messaggio di vicinanza in un momento così drammatico. È stato uno shock per tutti, anche perché era veramente uno splendido ragazzo. Lui tra l'altro era veramente innamorato del nuoto e della sua squadra, dei suoi compagni di squadra. Proprio aveva una passione notevole. Infatti voleva fare anche l'istruttore di nuoto e prima, e poi l'allenatore, quindi avrebbe voluto fare il corso istruttori a 18 anni, appena è possibile, insomma, quindi il prossimo anno. Poco prima della tragedia aveva salutato qui i suoi compagni di nuoto e spedito un messaggio alla mamma, scrivendo che stava tornando a casa. Abitava a Meolo, aveva preso la patente appena venerdì scorso. Fatale un'uscita di strada in una semicurva di via Roma, finita contro la spalletta in cemento di un ponticello sopra un canale irriguo. Mancavano solo 200 metri a casa. Una giovane vita spezzata troppo presto, un ragazzo d'oro che in tanti ricordano con affetto e stima. Il funerale si celebrerà sabato mattina alle 10 a Meolo. Ci fermiamo un attimo, a tra poco con altre notizie da Venezia e provincia. Tweet. Bentornati all'appuntamento con l'informazione dal veneziano. Non ce l'ha fatta, non è riuscito a portare a termine la sua impresa, è stato investito e ferito da un tir, il vigile di Montagnana, che voleva attraversare gli Stati Uniti in bicicletta. Il sogno americano di Gianni Paganini, il 55enne di Montagnana, dirigente della polizia locale di Venezia, è finito contro un tir. Il vigile, che voleva pedalare per 5.200 km da Los Angeles a New York, è stato investito da un camion dopo 600 km al termine della sua quarta tappa. Ferito e con una frattura al braccio, Paganini ha dovuto abbandonare l'impresa. Non mi arrendo, ha fatto sapere. Appena mi riprendo continuerò la traversata da dove l'ho interrotta, ha detto il 55enne portacolori del team trevigiano Prosecco & Friends. E ora andiamo al Lido di Venezia, dove si prospetta un'autentica rivoluzione per quello che riguarda il trasporto pubblico. Scopriamo quale nel prossimo servizio. I lavori per installare le colonnine e creare le piazzole di ricarica sono partiti.
L'obiettivo è quello di portare il primo autobus elettrico in prova al Lido di Venezia e Pellestrina entro Natale, ma il sogno è anche quello di poter approfittare della ribalta della Mostra del Cinema per far vedere a tutto il mondo che arriverà in isola per la kermesse cinematografica i nuovi autobus. La rivoluzione del trasporto pubblico di linea a Lido e Pellestrina partirà tra circa un anno, a primavera 2020. Ma i preparativi già fervono. Saranno 30 nuovi autobus, daranno un impulso diverso all'isola, un'isola più green. È un investimento importante perché tra tutte le cose l'acquisto di autobus hanno circa 30 milioni di euro. L'isola dovrebbe così diventare un esempio per il trasporto pubblico a livello nazionale. Abbiamo deciso come amministrazione, invece di avere degli autobus elettrici un po' in tutta quanta la città, di concentrarli tutti quanti al Lido in modo da dare una vocazione a quest'isola che già si presta moltissimo appunto alla bicicletta, all'aria aperta eccetera, anche di avere degli autobus totalmente ecologici. Una scommessa importante anche per il futuro. Ci crediamo molto, il sindaco Brugnaro crede molto in questo progetto e noi lo stiamo portando avanti insieme ad AVM e a CTV. Siamo allo sport, il basket non è andata bene la gara 2 dei playoff scudetto, all'Umana Reyer battuta da Sassari, adesso il punteggio è di 1-1. Una gara 2 giù di tono ha costretto gli Orogranata ad arrendersi all'avversario sul parquet del Palasport Tagliercio e così Sassari ha vinto 66-80. Ha impattato in maniera molto dura, tutti gli 1 contro 1, cercando di avvicinarsi al canestro, ma in generale ha avuto più energia nel giocare tutte le situazioni di 1 contro 1 e anche di rimbalzo offensivo, soprattutto i primi 2 quarti. Noi abbiamo fatto una partita quasi sempre a rincorrere, tranne forse fino al 17esimo, 16esimo, non mi ricordo bene, quindi Sassari non c'è dubbio, ha vinto con merito, una partita che poi nel terzo quarto abbiamo provato a ricucire tornando fino a -7, devo dire con più quintetti diciamo piccoli, cercando di mischiare un po' le carte in difesa, ma non mai con aver segnato un canestro che ci potesse veramente riaprire la partita. Ora bisogna pensare a gara 3 e gara 4. Adesso siamo 1-1, la serie è sempre molto lunga, adesso ci spostiamo a Sassari, dovremo cercare di fare delle cose diverse, provare a portarne via una, ma insomma credo che la serie cambi poco. Io sul fattore campo sinceramente l'ho sempre detto, secondo me non conta niente. Continuiamo a parlare di pallacanestro, non della sfida dell'Umana per conquistare il titolo nazionale, ma di un torneo di beneficenza che si è svolto al Lido di Venezia. È stato senza dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati del basket veneziano, un movimento fatto di tanta passione e volontariato di chi ha nel cuore e nel sangue la pallacanestro, proprio come Attila. Una grande kermesse di 2 giorni alla palestra Francesco Rivi delle Terre Perse al Lido di Venezia ha voluto ricordare il grande Attilio Costantini ad un anno esatto dalla sua prematura scomparsa. Centinaia di persone hanno affollato la palestra e applaudito i ragazzi in campo nella prima edizione del Memorial Attila. Io sono felice, sono emozionata perché è stata una cosa improvvisata per noi, è una sorpresa bellissima sapere che Attila, come l'ha chiamato da così tanti amici, e così tanto apprezzo. E poi lo sport e la pallacanestro in particolare secondo me aggregano, uniscono. La vittoria finale nel torneo Under 15 ha premiato la Virtus Lido contro i Carmini, terzo il Litorale Nord. Marco Dei Rossi della squadra di casa è stato premiato come miglior giocatore e Karim Vio del Litorale Nord come miglior realizzatore. Ma le 2 giornate hanno regalato una vetrina a tutte le categorie giovanili, compreso il mini basket con giochi e partite per i più piccoli, la partecipazione anche della Reyer e di una squadra arrivata da Reggio Emilia. Tutte queste persone che sono ritrovate qua, genitori, amici, parenti, ragazzini, fanno bene allo sport e pensare anche che mio padre fosse così legato a questo sport e fosse così importante per lui è molto bello. L'iniziativa
è stata di un gruppo di amici ed ex compagni di gioco del cestista ridense che fece parte della prima squadra dell'isola a salire in Serie D negli anni 70, i quali si sono appoggiati per l'organizzazione della manifestazione alla Pallacanestro Lido, presieduta da Pasquale Esposito, che ogni anno festeggia la fine della stagione agonistica con una serie di tornei di squadre giovanili. Attila ha saputo onorare il suo simpatico soprannome, dato dal suo atteggiamento tanto grintoso in campo nelle marcature degli avversari, quanto buono e generoso con tutti fuori dal campo. Era questo l'ultimo servizio di stasera in chiusura di telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento tra poco con 20:10. Questa sera incontreremo Davide Bortolato, neosindaco di Mogliano Veneto. Questo dal Veneziano è davvero tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Le nostre regioni godono di un tempo asciutto e di un clima anche piuttosto caldo grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma vediamo il dettaglio di venerdì 14 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. E sarà una splendida giornata di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi un po' su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese tra i 26 e i 30 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, sempre grazie alla presenza dell'alta pressione. Non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime sui 34 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.